Benvenuti nella mia azienda, l'agriturismo Sucunzato de Vitale. Ci troviamo a Lodè, nel cuore della riserva di biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Oggi vi presenterò una ricetta tradizionale. Andiamo in cucina e scopriamo qual è. Benvenuti nella cucina della mia azienda. Il piatto che oggi vi mostrerò sono salgattasa, un piatto tipico della tradizione carnevalesca. Gli ingredienti principali per fare questa ricetta sono farina di grano duro, acqua tiepida, del lievito, miele, sale, un po' di acquavite e dell'olio per friggere. In più mettiamo da parte un pochettino d'olio per stendere l'impasto che dopo vi farò vedere. Iniziamo mettendo la farina all'interno del sulaccheddu. Sulaccheddu era il contenitore antico dove venivano preparati tutti gli impasti. Questo è piccolo, ma per esempio per fare l'impasto del pane usavano uno abbastanza grande. Infatti di solito erano gli uomini che aiutavano in questa fase. Mettiamo la farina a fontana all'interno del contenitore e andiamo a sciogliere con l'acqua tiepida il lievito. Una volta sciolto il lievito nell'acqua tiepida iniziamo ad inserirlo all'interno della farina e aggiungiamo continuamente all'impasto l'acqua rimanente. A questo punto incorporiamo il miele e aggiungiamo anche il sale. Diamo un'altra mescolata e aggiungiamo l'acquavite. Considerando che adesso l'impasto diventa un po' più consistente, iniziamo a lavorarlo con le mani. Lavoriamo bene l'impasto e partiamo sempre dai bordi verso il centro. Adesso che abbiamo incorporato tutta la farina, notiamo che l'impasto è molto solido. Per questo, come utilizzavano gli anziani, andiamo a incorporare dell'acqua o, come si diceva prima, untare sabba. Prendiamo un po' di acqua tiepida ancora e piano piano continuiamo a lavorare l'impasto finché non diventa un impasto abbastanza morbido. L'importanza dell'acqua tiepida è per non bloccare la lievitazione. Aggiungiamo una terza volta e ci siamo quasi. L'impasto ha quasi assorbito tutta l'acqua e continuiamo a lavorarla per lavorare bene l'impasto, far sì che si crei un filo continuo della pasta. Questo è il risultato della consistenza della pasta. Per controllare, però, si prende un piccolo pezzo di pasta, si fa una piccola palla e si controlla che nello stendere, questo è il movimento che sarà fatto per stenderle dopo lievitate, non vi si creino i buchi. La rimettiamo dentro, mettiamo a lievitare con un coltello. Facciamo una croce sopra per aiutare la lievitazione e copriamo con un panno. Mettiamo in un luogo caldo senza che ci siano degli spifferi, che venga coperto da spifferi, e aspettiamo circa un paio d'ore finché non raddoppia di volume. L'impasto ha riposato per circa 2 ore e questo è il risultato finale. Adesso passiamo alla cottura. Mettiamo l'olio in una pentola dai bordi alti. L'olio è caldo, adesso iniziamo a lavorare l'impasto. Ci aiutiamo con l'olio che vi ho fatto vedere prima, che abbiamo messo da parte. Alcuni utilizzano acqua tiepida e zucchero. Prendiamo una piccola quantità di pasto e lo stendiamo cercando di lavorarlo in modo circolare.
facendo diventare una piccola sfoglia fine e tonda. Avendo cura sempre di girarlo per non creare dei fori. E adesso andiamo a metterlo nel fuoco bollente. Ci aiutiamo con un forchettone e ogni tanto giriamo, controlliamo la doratura. La prima è pronta e la mettiamo ad assorbire un po' d'olio nella carta da cucina o carta per friggere, quella che avete a disposizione, e proseguiamo per tutto l'impasto. E abbiamo terminato. Le nostre gaffe sono finite, aspetta solo di mangiarle.